Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi 15 ottobre, mercoledì di TV Notizie. La Protezione Civile ha emesso anche oggi allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per tutta la giornata di oggi. In quasi tutto l'Agrigentino si attendono in particolare fenomeni temporaleschi molto intensi e forti raffiche di vento. Il maltempo non risparmia in queste ore anche Favara e complica le ricerche della 38enne Marianna Bello, dispersa da 15 giorni. Le ricerche attualmente sono temporaneamente sospese per via del maltempo, pronte a ripartire dopo le piogge. Per le ore 17 di oggi in prefettura ad Agrigento è prevista anche una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Si farà il punto della situazione sulle operazioni di ricerca della donna. Non c'è certezza naturalmente perché saranno i vertici provinciali a valutare se proseguire le ricerche della signora. Da indiscrezioni si continuerà a cercarla per tutta la settimana. Ieri pomeriggio a Favara da registrare alcune strade allagate a causa dei tombini che non hanno retto all'intensità della pioggia. Si invitano pertanto i cittadini, ha affermato il sindaco di Favara Antonio Palumbo, a prestare la massima attenzione ed evitare zone potenzialmente a rischio perché soggette ad allagamento. Trattandosi di allerta gialla, le scuole sono aperte, invito comunque alla prudenza. E l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 con epicentro nei pressi di Serrafalco in provincia di Caltanissetta. Nel primo pomeriggio di ieri il sisma è stato rilevato alle ore 16 ed è stato seguito a pochi minuti di distanza da una nuova scossa di magnitudo 2,6. L'INGV ha indicato l'epicentro dei due terremoti rispettivamente a 6 km a sud-est e a 3 km a nord-est da Serra di Falco in provincia di Caltanissetta. Diversi comuni nel raggio di 20 km che hanno avvertito la scossa, tra l'altro anche Agrigento, Caltanissetta ed Enna. E si è svolta ieri nella chiesa Immacolata San Francesco di Agrigento la Santa Messa in memoria di Pasquale Di Lorenzo, sovrintendente della Polizia Penitenziaria, vicecomandante dell'allora carcere di San Vito, assassinato barbaramente dalla mafia il 13 ottobre 1992. Sentiamo la testimonianza del magistrato agrigentino Salvatore Cardinale. Si è svolta nella chiesa Immacolata San Francesco di Agrigento la Santa Messa in memoria di Pasquale Di Lorenzo, sovrintendente della Polizia Penitenziaria e vicecomandante dell'allora carcere di San Vito, ucciso dalla mafia il 13 ottobre del 1992. Alla cerimonia, celebrata dal Vescovo Damiano, organizzata dal direttore della Casa Circondariale di Agrigento, hanno preso parte sia agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, rappresentanti delle varie istituzioni locali e numerosi cittadini. In servizio alla Casa Circondariale di Agrigento, il sovrintendente Pasquale Di Lorenzo, comandante del reparto reggente, veniva considerato una persona dotata di forte carattere e non incline a compromessi. L'agguato, la sera del 13 ottobre 1992, Pasquale Di Lorenzo si trovava incontrato a Durrueli a Porto Empedocle, in una proprietà dove si dedicava all'addestramento di cani. Verso le ore 11 di sera, Di Lorenzo uscì dall'abitato, chiuse il cancello e si avviò verso la macchina. A questo punto partirono due colpi dal fucile a canne lunghe esplosi da un killer appostato nei pressi del canile. Pasquale Di Lorenzo cadde a terra e un secondo killer lo finì con altri 4 colpi di pistola. L'indomani mattina avvenne la scoperta del corpo senza vita del sovrintendente disteso sulla schiena accanto all'auto. L'omicidio di Lorenzo maturò nell'ambito di una strategia terroristica portata avanti dalla mafia nei confronti della polizia penitenziaria a seguito dell'entrata in vigore allora dell'articolo 41 bis. Di Lorenzo fu scelto come obiettivo simbolo della vendetta mafiosa che prevedeva l'uccisione di un poliziotto penitenziario per ogni carcere della Sicilia. Il movente venne svelato da un collaboratore di giustizia, autoaccusatosi dell'omicidio al processo del 1999 presso la Corte di Assise di Agrigento, che rivelò i nomi dei mandanti e il nome degli esecutori materiali dell'omicidio. Il 16 giugno del 2003 il sovrintendente Pasquale Di Lorenzo è stato insignito della medaglia d'oro al merito civile alla memoria. Sì, io ho avuto l'onore di conoscere il brigadiere Di Lorenzo, il quale dirigeva come facente funzione
il corpo di guardia della casa circondariale dei Reggini. Ne apprezzavo e ne apprezzai le sue capacità dirigenziali, la sua capacità di dare ordine al corpo e di dare ordine anche all'interno della casa circondariale. Quando Pasquale Di Lorenzo è stato ucciso, si è scoperto successivamente che le ragioni dell'omicidio stavano nel fatto che Totò Riina aveva dato ordine al fine di ottenere che venisse attenuato il regime del 41 bis dell'ordinamento penitenziario, aveva dato ordine di uccidere un agente della polizia penitenziaria per ogni carcere della Sicilia. Pare che questo ordine poi fu ritirato, però in ritardo, per cui Pasquale Di Lorenzo pagò per la vita la sua fedeltà alle istituzioni. È giusto che oggi si ricordi ancora una volta il suo sacrificio. Eseguite 21 misure cautelari e alcuni provvedimenti notificati a detenuti del carcere di Agrigento nei confronti di soggetti calabresi, carabinieri del comando provinciale di Crotone, coadiuvati nella fase esecutiva da quelli dei comandi provinciali di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto e Bologna, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della DDA antimafia del capoluogo calabrese nei confronti di 21 persone, per 18 dei quali è stata adottata la custodia cautelare in carcere e 3 quelli dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono indiziati a vario titolo per i reati di associazione a delinquere del tipo mafioso, omicidio, estorsione, turbata libertà degli incanti, danneggiamento, ricettazione e per dei reati nella materia delle armi, quest'ultimi aggravati dal cosiddetto metodo delle finalità mafiose. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Crotone, Taranto e Bologna, nonché nelle case circondariali di Prato, Secondigliano in provincia di Napoli, Ancona, San Gimignano e per l'appunto Agrigento, dove tra i numerosi detenuti figurano elementi di spicco della criminalità calabrese e campana. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di un noto imprenditore edile per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro. I colleghi di Palermo. Diventato un simbolo della Palermo che si ribella al racket per aver filmato e denunciato un estortore che gli chiedeva il pizzo, Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell'antimafia palermitana, è oggi accusato di aver messo a segno 15 truffe legate ai bonus edilizi. La Guardia di Finanza gli ha notificato un provvedimento di sequestro preventivo di circa 3 milioni e 500 mila euro. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ipotizza i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione di crediti inesistenti. Piraino, legale rappresentante della Mosina Costruzioni SRL, era stato in passato sostenuto da società civile e politica dopo la sua denuncia contro il racket. Di recente aveva aderito al movimento controcorrente dell'ex Iena e attuale deputato regionale Ismaele Laverdera. L'indagine prende avvio da un esposto presentato nel luglio 2023 da una cittadina palermitana, proprietaria di un appartamento. La donna aveva denunciato Piraino per inadempienze nei lavori di rifacimento della facciata del proprio palazzo, affidati nel dicembre 2021 alla Mosina Costruzioni con il cosiddetto bonus facciate 90%. Il condominio aveva versato alla ditta circa 26.700 euro, il 10% non coperto dall'incentivo statale, mentre il restante 90% sarebbe dovuto essere recuperato tramite lo sconto in fattura e la cessione del credito fiscale. Tuttavia, i lavori da completare in 120 giorni non furono mai portati a termine. La ditta si limitò a montare i ponteggi e a svolgere solo poche attività preliminari. Di conseguenza Piraino non avrebbe mai maturato il credito d'imposta previsto, poiché i lavori non risultavano eseguiti. Le truffe accertate sarebbero 15, tutte basate su un meccanismo simile di indebita fatturazione e cessione di crediti inesistenti.
Secondo gli inquirenti, nonostante la reputazione positiva, la Mosina Srl nascondeva una realtà economica fragile. Fino al 2020 la società era una semplice SRLS con capitale sociale di appena 1.250 euro e 2 dipendenti. Poi nel 2021, con l'introduzione dei bonus edilizi, l'azienda avrebbe improvvisamente moltiplicato gli appalti, 37 in totale, e aumentato vertiginosamente i dipendenti, prima 42, poi 97. L'esplosione del fatturato portò alla fatturazione anticipata di lavori non conclusi e all'apertura incontrollata di cantieri. La gestione caotica e la mancanza di liquidità, aggravata dall'applicazione sistematica dello sconto in fattura del 90%, causarono un debito IVA di circa 1 milione di euro mai saldato. Secondo la procura, Piraino avrebbe deliberatamente assunto un numero spropositato di commesse, sproporzionato rispetto alla reale capacità economica e organizzativa della sua azienda, al solo fine di maturare crediti d'imposta milionari prima della scadenza del 31 dicembre 2021. Per non perdere i benefici fiscali, in molti casi l'imprenditore avrebbe avviato solo formalmente i lavori, montando ponteggi o simulando l'inizio delle attività, inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva esecuzione delle opere. In almeno 3 episodi, secondo i magistrati, la consegna dei cantieri e l'avvio dei lavori sarebbero stati retrodatati al 30 dicembre 2021. Il giudice per le indagini preliminari ha sottolineato la totale assenza di remore da parte di Piraino nel compiere raggiri, evidenziando come la sua figura pubblica di imprenditore antimafia avesse rafforzato la fiducia di condomini e committenti, ignari delle reali difficoltà e irregolarità dell'impresa. Un canicattinese più che sessantenne si trova ricoverato in prognosi. Sarebbe stato pestato da almeno 3 persone, ferito lievemente anche il fratello di 65 anni. È avvenuto a Canicattì, alle spalle di Piazza Vespri, nei pressi della chiesa evangelica. L'uomo è stato ritrovato privo di sensi, a terra, con evidenti traumi e ferite alla testa. Dopo un primo ricovero all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, è stato trasferito al presidio ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento, del commissariato di Canicattì e della polizia scientifica. La vicenda è ancora tutta da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di una vera e propria spedizione punitiva. Da stamattina a Palermo polizia, carabinieri e guardia di finanza sono impegnati in un'attività di controllo straordinario nei quartieri di Zen 1 e Zen 2. Sono circa 300 gli uomini scesi in campo, tra cui unità cinofile e antisabotaggio dei reparti speciali. I colleghi di Palermo. Operazione interforze allo Zen di Palermo. Da stamattina elicotteri delle forze di polizia sorvolano il quartiere e forniscono supporto attraverso le immagini che vengono trasmesse alla sala operativa della questura per coadiuvare le attività del personale impiegato nei controlli straordinari del territorio. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, lo Zen 1 e 2, le attività condotte dalla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Questura di Palermo, vede impegnati sul campo circa 300 uomini dei reparti territoriali, anche con l'ausilio di unità aeree, cinofile, antisabotaggio e antidroga dei reparti speciali. L'intervento di oggi rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio, avente come obiettivi specifici la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l'accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali. E l'assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento domani alle 10:30 presenterà al Collegio dei Filippini la nuova campagna di informazione del progetto Io non ci casco, il nostro servizio. Parte ad Agrigento la nuova campagna di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alle truffe degli anziani. Il progetto Io non ci casco sarà presentato domani giovedì con inizio alle 10:30 al Collegio dei Filippini. In questa edizione salta agli occhi un'importante novità: si celebra una grande alleanza tra generazioni.
Il nipote digitale sarà chiamato, grazie alle riconosciute competenze tecnologiche, a mettere in guardia ed aiutare le persone più avanti negli anni, sempre più spesso vittime dei truffatori, a promuovere il ciclo di incontri nelle scuole, nelle parrocchie e nelle sedi di associazione. Sarà il Comune di Agrigento, mettendo a frutto un finanziamento da parte del Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Agrigento, a curare la macchina organizzativa e l'assessorato alle politiche sociali di Palazzo dei Giganti, guidato dall'assessore Marco Bullo, che da mesi, con l'ausilio di qualificate figure professionali, ha programmato un'importante attività sul territorio. Verranno illustrati contenuti, tappi e obiettivi del progetto. Oltre all'assessore Bullo, cui è affidata l'introduzione dell'evento, sono previsti i saluti del sindaco di Agrigento Miccichei, contributi tecnici della psicologa Teresa Urso, coordinatrice del progetto, e di Giancarlo Campisi, responsabile della gestione della piattaforma Comune Digital, e gli interventi istituzionali del dirigente dell'ufficio scolastico regionale ambito territoriale di Agrigento, Bernardo Moschella, del questore Tommaso Palumbo, del comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Gabriele Baron, del referente per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale Fabio Condello, della direttrice presso l'unità operativa complessa malattie infettive e involutive dell'ASP, dottoressa Eliana Gucciardino, e in rappresentanza delle arcidiocesi sarà presente Don Giuseppe Cumbo. Presentata oggi la prima edizione della camminata itinerante solidale promossa dall'associazione dilettantistica Sport Life Education in occasione della giornata internazionale contro il cancro al seno, che ricorre il 19 ottobre. Le interviste ai protagonisti. Questa iniziativa è molto importante perché, analizzando i dati statistici, la prevenzione ha dato un importante contributo nella lotta al tumore al seno, perché la percentuale di guarigione è aumentata. Infatti, se la malattia viene presa nella fase iniziale, le possibilità di guarigione sono più alte del 90%, e in più la stessa terapia risulta meno invasiva. Questo evento Onde Rosa, che realizzeremo domenica 19 ottobre, non è solo una semplice passeggiata, ma all'interno ha tanti contenuti, perché in primis è un momento di sensibilizzazione della prevenzione, che è molto importante. Secondo punto, è un momento di aggregazione e di sostegno per stare vicino a chi sta attraversando questo percorso nella malattia. Terzo punto, è un momento di raccolta per dare un sostegno alle associazioni che svolgono l'attività di volontariato all'interno del reparto dell'ospedale San Giovanni di Dio. Quarto punto, è importante anche per portare alla ribalta il fatto che lo sport offre un contributo importante sia nella prevenzione e sia nella fase della terapia e della riabilitazione successiva. Quinto punto, è anche un modo per celebrare quella che è l'opera e il valore delle associazioni che svolgono queste opere di volontariato all'interno del reparto di oncologia, perché il loro contributo dà un sostegno importante sia agli ammalati sia che alle loro famiglie. Il mese di ottobre è il mese rosa, il mese della prevenzione. L'associazione sportiva dilettantistica Sport Life Education, di cui io sono la socia e il presidente, Antonio Danna, abbiamo deciso di abbracciare un progetto. Il nostro progetto si chiama Onde Rosa e il fine è quello di abbracciare da un lato lo sport e dall'altro lato l'informazione consapevole. Informazione consapevole che nel caso specifico appunto del mese di ottobre, che si tinge di rosa, è la prevenzione. La prevenzione contro il cancro al seno. Onde Rosa nasce da questo punto. Rosa, chiaramente l'abbiamo appena detto, è il mese di ottobre. Onda, perché onda? Perché partendo da questo progetto l'associazione ha contattato varie donne che hanno avuto il tumore al seno, ed è stato descritto da tutti come una tempesta che entra nella loro vita. Poco prima c'era
la calma. Dopo, quando arriva la parola cancro al seno, scoppia una tempesta. Questa tempesta dalle donne viene affrontata con forza, determinazione, ci sono sconfitte, ma ci sono anche vincite. E quando vincono, quello stesso mare che lo aveva sconvolte, che le aveva travolte, in realtà ritorna ad essere calmo, e l'onda ritorna a cullarle e a darle quella serenità che avevano prima. Da qui nasce il nostro nome del progetto, Onde Rosa. È un progetto che ha una doppia valenza, come dicevamo, unisce lo sport e la prevenzione. È una camminata itinerante solidale, ciò significa che noi cammineremo, indosseremo delle magliette di colore rosa, cammineremo con l'obiettivo appunto di formare un'onda rosa, ma allo stesso tempo daremo l'opportunità di avere informazioni sulla prevenzione, perché chiaramente l'affrontare questa malattia nasce ancora prima, nasce dalla conoscenza, dalla prevenzione. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, e la campionessa paraolimpica Asia Abate incontrano gli studenti dell'Istituto Gallo Sciascia di Agrigento. L'incontro, dal tema La forza delle donne, ha visto la presenza delle autorità civili e militari della città e dei giovani in nostro servizio. Presso l'aula Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento si è svolto un interessante incontro tra Asia Abate, campionessa mondiale paraolimpica originaria di Porto Empedocle, e il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, con gli studenti dell'Istituto Superiore Gallo Sciascia di Agrigento. L'incontro, organizzato dal settore servizi sociali diretto dalla dirigente Maria Antonietta Testone, ha posto al centro del dibattito la questione della disabilità e lo sport, rimarcando fortemente l'attenzione che la politica deve avere verso la diversità. Presenti il prefetto di Agrigento, il comandante dell'Arma dei Carabinieri, il primo dirigente Gius Interdonato della Questura, il sindaco di Agrigento, il vicepresidente del Libero Consorzio Comunale, consigliera delegata alla solidarietà e dirigenti scolastici Giovanna Pisano e Anna Gangarrossa. Asia Abate, giovanissima atleta paraolimpica di ginnastica artistica, si è particolarmente distinta durante il suo percorso sportivo con il coraggio e la tenacia con la quale ha saputo affrontare e superare tutti gli ostacoli della sua vita, accompagnata in ogni istante da una famiglia solida. La campionessa paraolimpica Asia Abate ha partecipato a diversi campionati nazionali e internazionali, conquistando anche medaglie d'oro e d'argento, dimostrando ovunque la sua perseveranza e la sua determinazione. Una determinazione vincente che le ha fatto conseguire la laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive con la votazione di 93 su 110, con una tesi su gioco, tradizione e identità sportiva, e successivamente la laurea magistrale sempre in scienze motorie e sportive con una tesi sugli effetti stress cognitivo e dell'intelligenza emotiva sulla pratica sportiva con un voto di 92 su 110. Grande soddisfazione ha espresso il presidente del Libero Consorzio Pendolino, che ha lodato la campionessa Abate sottolineando le qualità e la concretezza dei risultati raggiunti. L'incontro si è poi concluso con una degustazione offerta dall'Istituto Gallo Sciascia con particolari specialità della tradizione siciliana alle autorità presenti. Approda in Sicilia la 34esima edizione della Rassegna del Mare promossa dall'Associazione Ecologica Mare Amico. La rassegna sarà presentata il 23 ottobre alle ore 10 presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento con la conferenza stampa di presentazione ufficiale del servizio. Approda in Sicilia la 34esima edizione della Rassegna del Mare promossa dall'Associazione Ecologica e Scientifica Mare Amico, storica iniziativa che da oltre 30 anni pone il Mediterraneo e le sue sfide al centro del dibattito tra istituzioni, mondo scientifico, operatori del settore e cittadini. È un appuntamento ormai consolidato che anche quest'anno si propone come laboratorio di idee, scambi e buone pratiche per un futuro
sostenibile legato al mare. Dal 23 al 26 ottobre tra Agrigento, capitale della cultura, che ha patrocinato e ospita la conferenza stampa, e dal giorno successivo a Trapani, dove si alterneranno conferenze, tavole rotonde e gare a sfondo educativo per studenti e momenti divulgativi dedicati ai temi cruciali per l'economia BLE: cambiamenti climatici, tutela della biodiversità marina, pesca sostenibile, innovazione, gestione delle risorse, cooperazione tra territori e governance ambientale. Non mancheranno le esperienze legate alla cultura del mare, come lo show cooking. La 34esima rassegna del mare, dal titolo Il futuro del mare, opportunità e sfide, prenderà pertanto il via il 23 ottobre alle ore 10 presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, con la conferenza stampa di presentazione ufficiale organizzata da Maria Amico Agrigento in collaborazione con Generazione Mare, il sostegno dell'assessorato all'agricoltura della Regione Siciliana, del FEAMPA, dell'Unione Europea, del Libero Consorzio Comunale di Trapani. La rassegna si svolge con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della Difesa, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell'Enea, del CNR e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Quale sindaco ideale per una comunità in vista delle prossime amministrative di primavera? Lo abbiamo chiesto al professore storico Enzo Di Natali. Intervista. Professor Di Natali, in primavera si andrà a votare nelle varie amministrazioni comunali. Cosa si può prevedere per il futuro in vista dei rinnovi dei vari sindaci, tra cui anche la nostra città? I nostri comuni della provincia di Agrigento vivono momenti difficili, le difficoltà sono tante, non siamo più in una situazione così come era nei decenni passati, dove i trasferimenti dello Stato erano molti. Oggi soprattutto i comuni che hanno una popolazione intorno dai 20 ai 50.000 abitanti si trovano in difficoltà. E allora quale modello di sindaco? A mio modo di vedere il modello di sindaco è il seguente: un sindaco che abbia anzitutto autorevolezza, un sindaco che abbia lunga esperienza amministrativa, un sindaco che abbia la qualità di dialogare con tutto il mondo della politica. Perché è importante il dialogo? Perché l'esperienza ci insegna che nei momenti difficili in cui il Paese ha attraversato, il dialogo tra le forze politiche è stata la carta vincente per andare avanti. Ovviamente questo sindaco con queste qualità, secondo l'esperienza vincente del Novecento, debba tenere in considerazione due aspetti, cioè l'amore per la municipalità, perché se il municipio, se le persone vivono nella serenità e senza tanti problemi, si vive nella prosperità, e con una politica che sia davvero popolare. Popolare nel senso che abbracci tutte le esigenze della popolazione. Agrigento Capitale 2025 agli sgoccioli, ecco, lei come operatore culturale che valutazione si può esprimere? Non mi sento di dire adesso una valutazione vera e propria. Lasciamo tempo a tempo, vediamo come termina fino al dicembre di quest'anno e poi cercheremo di dare una serena valutazione di quello che è stato Agrigento, capitale della cultura. Forse si ci aspettava di più? In effetti delle deficienze ci sono state e anche, perché non dirle, gravi. La popolazione si aspettava molto di più, si è fatto quello che si è potuto, non so di chi siano le responsabilità, però aspettiamo
quello che succederà in questi ultimi sgoccioli del 2025. Linea alla regia per la pubblicità. Zone rosse, metal detector e perquisizioni sono alcuni dei punti del piano presentato dalla Lega per potenziare la sicurezza urbana a Palermo. I colleghi di Palermo. Chiederà un piano straordinario per la sicurezza e anche per la prevenzione di altri episodi di malamovida, di violenza come quello che è accaduto. Assolutamente, siamo già in contatto col Ministro degli Interni, col Sottosegretario di Stato Molteni, e attraverso il Segretario regionale della Lega in queste ore stiamo programmando un incontro a Roma per poi tornare in città. Abbiamo illustrato in conferenza stampa di alcune delle misure richieste e siamo fiduciosi che siamo davvero in un momento in cui Palermo vuole rispondere facendo sentire forte il profumo di libertà rispetto a queste forme di sopraffazione, di violenza, di atteggiamenti mafiosi da parte di questi personaggi che devono smetterla di potersi sentire assolutamente liberi di scorazzare con una pistola in mano. Da qui l'idea di zone rosse in città per inibire la presenza di questi poveri disgraziati, ma allo stesso tempo di questi animali a cui va posto assolutamente un freno. Mi piaceva molto la testimonianza di Pino Mancuso, che oggi è vicepresidente del Consiglio Comunale, di cui mi onoro di essere vicino, avendo lui fatto peraltro la scelta di aderire al nostro partito, al partito della Lega, insieme qui a mia sorella Sabrina capogruppo. Mi piaceva, dicevo, molto la sua testimonianza legata a quella fase della sua vita in cui fece il presidente del Consiglio Comunale, in cui lo Stato, di circoscrizione, scusate, in cui lo Stato fece sentire forte la propria voce. Credo che siamo nuovamente in quella fase, la fase post-uccisione Falcone Borsellino, in cui intervenne l'esercito per le strade, e questo lo dico prima ancora che da uomo delle istituzioni, da padre di 3 figli. E dal 18 al 20 ottobre prossimo a Praga si aprirà il sipario per gli studenti e docenti del Conservatorio di Ribera Arturo Toscanini, in una delle città più vivaci e prolifiche di arte, cultura e bellezza al centro d'Europa. La città di Praga offrirà un palcoscenico internazionale di grande prestigio ai giovani talenti accanto a nomi affermati, quale il direttore d'orchestra Walter Attanasi, grazie alle preziose sinergie avviate dal Conservatorio con prestigiosi partner che sostengono l'iniziativa, tra questi l'Ambasciata Italiana, l'Istituto Italiano di Cultura, il Conservatorio di Stato e Danza, il Comune di Praga, la Fondazione Daniele Della Bona e soprattutto Italia Arte Feste, che coordina e promuove in loco imminenti eventi. Le attività sono organizzate e prodotte dal Conservatorio sotto la direzione della professoressa Mariangela Longo, coadiuvata dal vice direttore professor Simone Piranio, con il sostegno del presidente Giuseppe Tortolici e degli altri organi statutari. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, in qualità di coordinatore della Commissione Affari Europei Internazionali della Conferenza delle Regioni, ha incontrato a Roma il Ministro degli Affari Europei e delle Politiche di Coesione, Tommaso Foti, per anticipare alcune questioni prioritarie che saranno discusse nella prossima Conferenza Stato-Regioni. Nel corso dell'incontro ha portato all'attenzione del Ministro, a nome di tutte le regioni, la necessità di avviare forme di collaborazione con il governo a fine di un confronto per una migliore attuazione degli accordi per la coesione finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 21-27. Il presidente di Ecogreen, Marcello Giavarini, annuncia il programma di espansione nazionale per il triennio 26-28. Interesserà anche il settore della telefonia mobile, il servizio. Marcello Giavarini annuncia un programma di espansione nazionale tra punti vendita diretti e franchising con nuove assunzioni di personale qualificato nei settori energia e telecomunicazioni.
Il presidente Giavannini e il management di Ecogreen hanno approvato le linee guida del programma triennale che va dal 2026 al 2028 e che prevede un importante piano di investimenti per l'apertura fino a 180 negozi in tutta Italia dedicati alla vendita di luce, gas, impianti fotovoltaici e servizi di telefonia. Il progetto si articolerà attraverso una rete mista di punti vendita di proprietà e in franchising, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del marchio Ecogreen sul territorio nazionale, offrendo ai clienti un servizio più capillare e innovativo. Il piano previsto prevede inoltre l'assunzione di personale qualificato in tutta Italia nei settori dell'energia, delle energie rinnovabili, della telefonia mobile e della rete fissa, Wi-Fi, con l'intento di coniugare crescita aziendale e creazione di nuove opportunità occupazionali. Con questo piano triennale vogliamo consolidare la nostra posizione nel mercato e contribuire allo sviluppo di un settore strategico per il Paese. Questo quanto affermato da Marcello Giavannini, presidente di Ecogreen, che continua affermando come puntiamo su innovazione, sostenibilità e capitale umano, perché crediamo che il futuro dell'energia e delle telecomunicazioni passi dalla qualità del servizio e dalla professionalità delle persone. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Vivo Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.